Come ambasciatore di pace del Liceo Ettore Majorano ho avuto la possibilità e il piacere di partecipare a numerose iniziative a carattere internazionale e non. Per esempio ho avuto l'opportunità di viaggiare, di andare a Porto, in Portogallo, e seguire il secondo congresso dei giovani e leader di pace. Qui ho avuto l'opportunità di parlare in maniera attiva, di ascoltare e di discutere sul modo in cui noi giovani ambasciatori di pace e il modo in cui le istituzioni, la scuola e la famiglia può collaborare per la creazione di un mondo unito, di un mondo pacifico, di un mondo sereno. Noi giovani ambasciatori di pace non facciamo solo questo. Io, ad esempio, mi occupo giornalmente di aiutare a dirigere e muovere a livello scolastico e a livello territoriale delle azioni in cui mirano il benessere e la serenità di tutta la collettività e non solo.